La mozione della capogruppo Stanella riguarda un tema che oggi occupa o preoccupa il territorio di Maserà, ma che in realtà corrisponde a ciò che accade frequentemente nella nostra regione. Mi chiedo, collega Brescaccini, in quale girone Dante avrebbe messo i legislatori che lasciano consumare il suolo così, chissà. Ora, purgatorio? No, secondo me ormai la responsabilità rispetto al futuro di chi non si occupa di tutelare l'ambiente, il pianeta, credo che spedisca direttamente all'inferno. Peraltro Dante metteva all'inferno anche i pusillanimi, cioè quelli che non avevano il coraggio di esprimere la loro opinione, quelli senza vessillo, no? Quindi, diciamo, c'è un certo rischio, si corre un certo rischio, perché in realtà quello che capita a Maserà è quello che può accadere ovunque in virtù di quella che voi avete chiamato la legge contro il consumo di suolo e che in realtà è un provvedimento infarcito di deroghe che sembrano fatte apposta per smentire l'impegno al consumo di suolo zero. E il risultato del combinato disposto di questi due fattori ha determinato in questi anni che la regione del Veneto è nei fatti la regione con più suolo consumato in proporzione agli abitanti e che sostanzialmente i comuni in determinate condizioni sono disarmati rispetto alle richieste che il privato può fare legittimamente sulla base del finto consumo di suolo zero di cui si è dotata la regione del Veneto. Guardate che stiamo parlando di un intervento che occuperà un'area di 102.000 metri quadri con un'edificazione di oltre 40.000 metri quadri, oltre 640.000 metri cubi di un polo logistico, cioè non per costruire una fabbrica manifatturiera che produce all'interno della catena del valore, lavoro di qualità, retribuzioni adeguate, posti di lavoro stabili. Ora io vi chiedo, e stavolta davvero chiedendovi, come dire, di evitare di mettere la testa sotto la sabbia rispetto a ciò che l'ambiente pretende che noi facciamo per tutelarlo, come abbiamo fatto poche mozioni fa, se abbiamo intenzione, almeno in questa vicenda, di dire banalmente da che parte stiamo, che non è una questione tecnica, perché ovviamente non è compito della Regione inibire l'iniziativa di un privato che fa ciò che la legge di cui questa Regione si è dotata gli consente di fare, ma di esprimere un punto di vista politico di un Consiglio regionale che a un certo punto si deve rendere conto che i processi di sviluppo che riguardano lo sviluppo in particolare urbano e urbanistico dei nostri territori, la regione del capannone dietro l'altro, della città diffusa, forse sarebbe il caso che ci prendessimo in carico questo problema, che guardate colleghe e colleghi è un problema che riguarda non soltanto i cittadini di Maserà che si troveranno la mega struttura davanti a casa, in un campo che ad oggi è coltivato, ma riguarda la qualità della vita di tutta la nostra regione, perché non si può continuare a lamentarsi dei danni che il maltempo arreca ai nostri territori con fiumi che esondano, abitazioni che vanno sott'acqua e non fare niente per contrastare o quantomeno limitare il consumo di suolo. Serve un'indicazione chiara sul piano politico che prima di tutto limiti fortemente le deroghe previste dalla legge sul consumo di suolo e dall'altro lato che obblighi tutti quelli che hanno intenzione di investire di utilizzare principalmente le decine di migliaia di capannoni dismessi, suolo già consumato, di cui la nostra regione è ricchissima. Vogliamo prenderci la responsabilità di governare un fenomeno di tipo economico e commerciale, fisiologico, che è quello dello sviluppo della logistica e dei poli di distribuzione?
con questa mozione proviamo a fare un passo in questa direzione.